Stringato ma qualitativo miglio per cavalli di 4 anni. Sono in 6 al via: 1 Dauphin Joyeuse, 2 Duchessa Griff, 3 Dotto dell'Est, 4 Dominus Fass, 5 Dylan Chris, 6 Donamore Como. I favori in chiusura per Dominus Fass, Duchessa Griff, l'alternativa principale. Gli altri decisamente trascurati. Macchina che accelera. In partenza veloce Dominus Fass con all'esterno Donamore Como. I due alle prese con Dominus Fass che conquista la testa, Donamore Como che prova ad attaccare, poi deve ripiegare in scia, perlomeno cerca di farlo. Operazione che però non riesce perché si inserisce bene Duchessa Griff all'interno e costringe l'avversario all'esterno. 13,7 il lancio per Dominus Fass, che ha conquistato in breve la testa, 27,9 il quarto, quindi percorso decisamente svelto in questo quarto iniziale di gara. È rimasto all'esterno Donamore Como ed è a lato di Duchessa Griff. I 600 intanto se ne vanno nell'ordine del 43,2. In terza posizione lungo la corda segue Dauphin Joyeuse, che ora viene raggiunta da Dotto dell'Est, mentre in coda è Dylan Chris. Gli 800 in 58,6, continua a fare andatura nonostante il 37 di secondo quarto. Ne è scaturito comunque un parziale, un mezzo miglio iniziale molto veloce. Il chilometro è in 1,14,6. Ancora a tirare indietro a questo punto per Dominus Fass, che ha percorso la curva in 16. E c'è allora la mossa, il tentativo in terza ruota di Dotto dell'Est, che a 400 dalla conclusione si porta a ridosso di Donamore Como e attacca con decisione, mentre è chiusa in corda Duchessa Griff. Dotto dell'Est in grado di avvantaggiarsi, sposta anche Dauphin Joyeuse. Siamo in retta d'arrivo, fermo Dominus Fass. È passato Dotto dell'Est, ma deve vedersela con Dauphin Joyeuse che scatta a centropista e ha le energie migliori da mettere in campo. Dauphin Joyeuse e Vittorio Bosia che vengono a vincere nei confronti di Dotto dell'Est. Al terzo chiude Donamore Como, 1,15,1 il ragguaglio conclusivo, 39 a chiudere dopo un 31,3 di penultimo quarto. E il successo quindi per Dauphin Joyeuse. Vittorio Bosia che si disinteressa della partenza e viene a fare l'arrivo quando gli altri hanno speso il meglio, piega Dotto dell'Est nel finale. Bel primo piano per l'allievo di Andrea Guzzinati guidato da Vittorio Bosia per la scuderia Nuova Mirabello.